Ieri mattina all'uscita da scuola abbiamo trovato l'intero parcheggio allagato e gli studenti per uscire da scuola hanno dovuto arrampicarsi su questi cancelli per non bagnarsi, infangarsi, e questo è stato, diciamo, il culmine di una serie di richieste che da anni che vengono fatte. Scene come questa sono quelle registrate sul piazzale dell'Istituto Superiore Newton Pertini di Campo San Piero. Il violento acquazzone di mezzogiorno lo aveva trasformato in un lago, ma non è la prima volta e per questo gli studenti hanno deciso di astenersi dalle lezioni. Oggi più di 1 migliaio di ragazzi del Newton Pertini hanno deciso di seguire questo esempio, questa richiesta che oltretutto non è nata da noi rappresentanti. Sono stati gli stessi studenti che, dopo che sono circolati i video di loro stessi che andavano sui cancelli, hanno scelto di stamattina venire qua la prima ora. È stata una protesta totalmente pacifica e questo è stato un grande atto di responsabilità e maturità dei nostri ragazzi. Noi avevamo deciso oggi di astenerci dalle prime ore insieme a tutti gli studenti per far vedere a queste istituzioni che effettivamente non è più il caso di trascurarci. Un problema come questo, idrico, che è stato creato dal comune, a cui il comune dice che non può risolvere perché mancano dei fondi, è inammissibile a nostro parere. Noi non possiamo venire a scuola e trovarci scene degne delle più grandi commedie di gente che per attraversare un parcheggio si arrampica sulle staccionate, sulle gradinate. Ecco, è impossibile. Un problema ben conosciuto, ammette la sindaca di Campo San Piero, Katia Maccarrone, che precisa. Il parcheggio era in ordine fino a tarda mattinata. A ridosso di mezzogiorno l'acqua ha iniziato a non defluire più in maniera corretta e quindi purtroppo non c'è stato il tempo, pur avendo chiamato Protezione Civile per togliere l'acqua dal parcheggio, non c'era il tempo materiale perché era già quasi l'orario di uscita dei ragazzi. Ci sarebbe già anche la soluzione per il problema, la canaletta Tentori. Noi abbiamo un progetto pronto, però è un progetto molto costoso. Sono 700.000 euro. Abbiamo chiesto contributi più volte, l'ultimo che è stato chiesto al Ministero nell'ambito di un bando che riguarda un po' tutti i comuni. Dovevano uscire le risposte a novembre e siamo ancora qui che le attendiamo. In attesa di risposte sui fondi, gli studenti daranno vita a tavoli tecnici, ma non vogliono fermarsi.